Quest'anno si riparte con alcune novità, partendo da quelle proposte da una serie C1 che raddoppia, proponendo 2 gironi da 14 squadre ciascuno. Una crescita che è la testimonianza più tangibile di come il movimento del futsal laziale sia all'avanguardia in prima linea in ambito nazionale. Le indicazioni che arrivano anche in questi giorni ci dicono che il movimento è sano, ha solide basi e può confermare il trend positivo fatto registrare nelle ultime stagioni, che è quello di una crescita costante. Beh, la Virtus Arena, diciamo, è l'unica squadra che conosco veramente di questa categoria, perché siamo novelli di questa categoria. Il Virtus Arena abbiamo incontrato l'altro anno proprio a fine stagione in semifinale, ci ha sconfitti meritatamente. E niente, è un girone abbastanza competitivo, mi sembra di valutare, al di là di quello che è la mia conoscenza di questo mondo, che da pochissimo che lo facciamo. Quest'anno in effetti è il primo anno di C2. Ci riproviamo, però con i piedi per terra, perché comunque abbiamo cercato di ricostruire una squadra abbastanza forte, però ho visto che anche le altre si sono rinforzate bene, perciò te la devi giocare fino alla fine. Noi abbiamo avuto degli innesti importanti di categoria, puntiamo a far bene sia in Coppa Lazio che in campionato chiaramente. Coppa Lazio contro? Real Terracina, la prima in casa e il ritorno, il problema chiaramente dell'infrastruttura per arrivare a Terracina e quindi anche il viaggio, speriamo non comporti tanti problemi. Scherzo del destino, indubbiamente si deve giocare contro tutti, quindi da una parte sarebbe dovuto accadere. Certo, uno scherzo del destino, un inizio in salita, al solito si spera sempre in un girone distribuito in maniera uniforme, invece quest'anno sembra che sia tutto in salita. Speriamo per il meglio, la squadra è stata fatta bene, noi speriamo di salire, di fare del nostro meglio, incrociamo le dita. Bene, diciamo che per noi intanto tutte le partite saranno delle finali, siamo noi gli ultimi arrivati, dobbiamo dimostrare alle altre che si dovranno dare da fare. Cercheremo di fare soprattutto i nostri punti in casa, soprattutto ecco, già dalla seconda con un piccolo derby con lo Sporting di Fiumicino. Faremo un anno di sofferenza, però sono sicuro che ne usciremo bene. C'è un po' di rammarico per non essere in questa C1 a doppio girone e di conseguenza puntate a salire in questa stagione? Beh, un po' di rammarico c'è certamente, perché abbiamo fatto un grande girone di ritorno, però purtroppo per alcuni sbagli nostri abbiamo perso dei punti e adesso no, la categoria cerchiamo sempre di mantenerla, noi partiamo sempre per fare una salvezza tranquilla, perciò poi quello che viene durante il campionato vediamo. Ma non si può mai dire l'esordio come sarà, perché non si può mai dire come hanno composto le squadre, se si sono ben rinforzate. L'unica notizia che abbiamo le abbiamo da voi, dei social network, quindi non mi posso sbilanciare. Noi sicuramente siamo una squadra forte come l'anno scorso, anzi forse ci siamo anche rinforzati e quindi pensiamo comunque siamo tranquilli e sicuri della nostra forza. Ho visto adesso i gironi,
ci aspettavamo altri tipi di gironi dal punto di vista geografico, però la federazione ha messo questo e questo sarà. Purtroppo sono molti campi all'aperto che ci penalizzeranno, insomma è una cosa che non accettiamo, diciamo, però questo, insomma, il campionato è questo, ce la giocheremo con tutti e il campo darà ragione, insomma, alle squadre che giocheranno meglio. Anzitutto un anno molto più giovane, perché abbiamo un pochettino snellito la rosa, non ho tanti senior, diciamo il giusto, la rosa sarà assortita da dei ragazzi under 21 all'altezza e credo che sia una bella squadra, insomma, abbastanza diciamo, equilibrata in tutti i reparti e adesso sai, parlare è una cosa, il campo poi dirà quello che è. Ma purtroppo le aspettative, noi fino a 24 ore fa avevamo preparato una squadra per una Serie D, di conseguenza affacciarci su una Serie C così sarà veramente difficile, l'importante per noi sarà fare un gruppo, dopodiché vediamo durante la stagione che cosa riusciremo a fare. Sì, sono soddisfatto perché comunque pensiamo che il nostro campionato sarà un campionato tranquillo, quindi essendo un campionato tranquillo non è che ci importava tanto il girone, però sai pure il fatto che in questi anni abbiamo sempre partecipato prima alla C2 nel girone del sud, poi con la C1 comunque le varie trasferte e tutto quanto, in questa divisione dei gironi penso che alla fine andare a incontrare tutte le squadre del nord Lazio per noi possa andare bene, uno stimolo in più, no? Perché sono squadre che non abbiamo mai incontrato, a parte l'anno scorso alcune, quindi siamo fiduciosi e contenti del girone che ci è stato, diciamo, presentato. Sì, è vero, un esordio di fuoco e noi siamo una Cenerentola del girone. Diciamo che partiamo a piccoli passi. Io mi auguro partita dopo partita di fare il risultato. Sinceramente Colleferro forse non so, ma penso che diversi anni che sta a C2 ci abbiamo un impegno abbastanza difficile. I 3 punti chiaramente non ci servono per camminare e mi auguro che venga fuori i 3 punti. Siamo fortunati, almeno è una squadra che conosciamo, i nostri obiettivi logicamente per il campionato non cambiano, siamo una matricola quindi non abbiamo da fare grosse pretese, ci aspettiamo come sempre un campionato di livello, una salvezza tranquilla. Noi stiamo seguendo un progetto di riportare la Roma che sta sul calcio a 5, una volta si chiamava il calcetto, cerchiamo di portarlo ai passi di quello che era un tempo con 2 scudetti. Gli anni 80 sono stati bellissimi e quegli anni 80 poi hanno portato a tutta questa bella organizzazione che c'è adesso. C'è sempre una linea sinusoide alti e bassi e noi eravamo nella parte bassa, adesso stiamo cercando di scalare posizioni su posizioni ma soprattutto categoria su categoria. Sono contento che siamo ritornati insomma a fare calcio a 5 dopo le vicende dell'anno scorso. Non conosco nessuna delle squadre che sta nel girone nostro, parte il Cisterna del nostro amico, e quindi che devo dire, il DLF penso che sia una buona squadra, anche perché è composta da ex giocatori nostri, quindi pertanto credo che sia la squadra da battere. Noi stiamo facendo una buona squadra che sicuramente punterà ai primi 5 posti e speriamo che la storia di questa società insomma sia sempre al vertice, no? Ti aspetti un'annata di vertice, ambiziosa? Sicuramente non ho mai fatto squadre che da metà classifica o da ultimi classifiche, quindi pertanto sempre le prime 5 dico, perché non posso dire la prima.